Aiutateci, Genova isolata è il concetto che campeggia giustamente su tutti i quotidiani, le TV nazionali, gli organi di stampa al gran completo, dopo che il maltempo, lo stesso che ha investito Genova e il sud, lo stesso che ha fatto nel tempo vittime al nord e al sud, lo stesso che ha interrotto strade e ponti al nord e al sud creando situazioni disastrose che hanno lo stesso peso al nord e al sud, ci accorgiamo che ha un impatto diverso sul settentrione e sul meridione della disastrata Italia. Perché confessiamocelo tra di noi, per noi è normale che l'Agrigento Palermo e l'Agrigento Caltanissetta versino in condizioni impossibili da anni. Per noi attendere ai prossimi governanti che possano toglierci dall'isolamento è un sogno che accarezziamo da sempre. Per noi non avere l'aeroporto e neanche la possibilità di raggiungerlo agevolmente è un fatto al quale siamo semplicemente abituati. Ma proprio oggi, a 2 giorni da strade e ponti crollati, il governatore Toti tuona: siamo come in guerra, intervenga il genio militare. E noi? La nostra guerra dura da decenni, le nostre strade con l'abrodo pericolosissime e piene di deviazioni che sono un inno all'inefficienza amministrativa e politica, sono tutte lì, sempre più decrepite e interrotte. Nessuno mai ha chiesto con la stessa determinazione, come si è fatto per Venezia, provvedimenti che investissero anche l'Europa delle problematiche. Noi siamo un'altra cosa, eleggiamo chissà perché amministratori e politici che poco amore e abnegazione hanno finora dimostrato per questa terra e per il suo elettorato, e poi attendiamo che la legislatura termini per esprimere un nuovo voto e una nuova speranza. Anche la Sicilia, la provincia di Agrigento, ultima anche nelle classifiche, sono in guerra. Lo sono da sempre. Lo affermiamo noi che non siamo amministratori di alcunché. Lo diciamo a quegli stessi nostri compagni di sventura che condividono con noi questa bellissima e disastrata terra. Lo diciamo a quanti sarebbe ora che, tra sardine, gattini, orche e incolpevoli animali tirati dentro questo bailamme, rivendicassero veramente il proprio diritto a vivere in una Sicilia che per noi non sia, solamente per restare in tema di zoologia, una sanguisuga.